usando il massimo rispetto per gli alberi, i fiori, il cielo, il vento che trasporta le nubi delicate e candide come ali d'angelo. Questo 4. E o impetuose nei toni violenti dei rossi, dei viola e dei blu, e li potete vedere. Ma la mano esperta dell'artista rende ogni immagine impalpabile, sfuggente, magica. Lo smalto su vetro poi non è facile, ma lui con gesto calibrato e sapiente ottiene tonalità morbide ed evanescenti, capaci di esprimere ogni stato d'animo. Queste pitture sono una somma di musica e poesia, dove vengono descritte le profonde vibrazioni dei sentimenti. Osservando queste opere mi viene spontaneo ricordare il quadro di Giorgione, Madonna e Santi di Castelfranco, che molti di voi avranno visto, dove il paesaggio di fondo, lasciamo perdere la prima parte di questo quadro dove ci sono due santi, il trono, la Vergine, perché non c'entrano niente, non ci sono figure. Però il paesaggio immerso nella classica eterea poesia è proprio della nostra pianura veneta, che permette ai pittori di giocare con un orizzonte che sfuma verso l'impalpabile infinito. La stessa impressione ci viene trasmessa nel quadro di Venere, sempre dello stesso autore, dove due alberi, dalle chiome volutamente imprecise, cercano di delimitare un orizzonte immerso in una luce madreperlacea ed evanescente. Per non citare poi il quadro di Ricci, La Cascata, dove gli alberi si piegano al soffio del vento per seguire maestosamente la corsa delle nubi blu rosate illuminate dalla luce del tramonto. Oppure il Messidoro di Guglielmo Ciardi, dove il pittore ci mostra uno dei paesaggi più belli e rappresentativi della campagna veneta, immersa in un luminoso meriggio estivo, in cui il caldo respiro della terra spazia in un orizzonte infinito. Tutti i paesaggi del pittore Tonello, avete sicuramente osservato, sono sgomberi da ogni contaminazione e idealizzano la natura fino a renderla quasi astratta. Centellinando il colore con la punta del pennello, che si muove con precisione cadenzata e proprietà tecnica, fa vibrare i fiori, le erbe, le stoppie di uno scintillio magico e musicale. Ma l'artista dopo essersi cullato in queste atmosfere che catturano tutta la sua attenzione e precisione tecnica, spazia in quei settori dell'arte che gli permettono di far esplodere quella forza cromatica che brulica quasi in sordina in ogni sua opera. Da etereo diventa forte, impetuoso, prepotente come i rossi tramonti autunnali. Le pennellate leggere, delicate e liquide diventano più intense, più consistenti, materiche, tipo quello che c'è qui sulla scala. Materiche, imponenti, ma sanno mantenere comunque il loro originale equilibrio. I piani resi più consistenti si dilatano come attraverso una lente di ingrandimento, e lo vedete nel quadro qua su, si chiama questo bello con l'albero. Il paesaggio inglese. Ecco, il paesaggio inglese. Gli alberi che dalla terra madre si ergono verso la luce che emita sono gli elementi essenziali della sua pittura e spesso sfuggono dai limiti del quadro, quasi attratti da nuovi orizzonti. Nell'osservare queste tecniche più corpose e vibranti di 1000 tonalità, mi viene spontaneo entrare di prepotenza nel Novecento e pensare al Cavaliere Azzurro, quando guardi il quadro che c'è qua su, al Cavaliere Azzurro di Kandinsky, all'Albero Argentato o all'Albero Rosso di Mondrian, oppure Molo e Oceano, sempre dello stesso autore. Ciò mi permette di pensare anche ai suoi labirinti, ma qui cominciamo ad esulare un po' da quella che è la mostra Orizzonti di vetro, per entrare in altri campi molto cari al nostro pittore, che io ho potuto ammirare in mostre precedenti, ma anche nel suo studio, andando nel suo studio, che vi dico è qualcosa che ci fa rimanere senza parole. Però gli ho fatto prendere paura in studio suo, perché mi fa vedere un quadro e dice è un incendio. Va bene, dico io, così, una robetta da niente. Poi lo butta là in un angolo, e a un certo punto c'era la luce buona e io lo guardo e dico, Gino, attento alle scintille. E mi fa, dove? Cosa dice che si brucia? E dico, niente, c'è il quadro là che brucia. Cioè, lui quando usa il pennello, lo usa talmente bene,
sembra veramente di vivere gli attimi, per esempio, dell'incendio, quei tramonti, di essere là incantanti a guardarli, perché è così che lui ci parla delle sue impressioni, dei suoi attimi, e sa veramente cogliere l'attimo. Perché quando noi guardiamo, non so se mi è mai capitato da casa vostra, siccome vedo molti di Paviola, di San Giorgio, delle zone del Brenta, mi è mai capitato di osservare un tramonto o un sorgere del sole? Ci sono solo degli attimi brevi. Lui sa cogliere quelli, gli attimi brevi, che non è facile sapere, è la cosa più difficile che ci sia. Però, insomma, se non sappiamo goderci guardandoci in noi, li guardiamo nei quadri, è vero? E lo ringraziamo per questo piacere che ci dona. Sono contento che la signora abbia colto è il fatto del cogliere l'attimo. Anche quello sembra semplice, sembra una cosa scontata, però più delle volte non abbiamo né il tempo né la voglia, tante volte siamo talmente distratti, presi da 200.000 cose, che non apprezziamo il fatto di cogliere una luce particolare, un tramonto particolare, un'alba particolare. L'attimo, cogliere l'attimo, il carpe diem, è una cosa strepitosa, basta saper gustare quel momento di poesia e si otterranno delle cose strepitose. Questi quadri, torno a ripetere, è il nostro mondo, è il nostro paese, è la nostra pianura. Mi rifaccio un po' tutto quello che è stata la scuola classica della pittura del 500 al 600 fino ai minutissimi del 700, perché rappresentavano il cielo. Ieri ho avuto il piacere di vedere due ragazzi che uno era un umbro e mi diceva: la cosa più bella di questi quadri sono i cieli. È vero, perché noi abitando in pianura abbiamo una visuale molto bassa, gli alberi, cielo, l'80% del nostro campo visivo è cielo, ed è una cosa che aveva capito benissimo i pittori nel Settecento. C'erano questi cieli veronesi, sono diventati famosissimi perché erano grandi, enormi, imponenti, e io nel mio piccolo sto cercando di cogliere questo, captare la poesia che abbiamo nei nostri posti, anche se è stata contaminata dalle costruzioni, da tante cose, però cerco di captare tutti quanti l'attimo, come diceva lei. Se non riusciamo a vederlo, penso che alcuni attimi di averli captati, averli messi sul vetro. Io ci ho messo tutto, spero che la cosa sia apprezzata, che questo si vede, insomma. Se non si vede mi penserò di più per la prossima volta.